Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi non è certamente un segreto, stiamo vivendo un periodo di incertezze, un periodo in cui anche quelli del 2012 più affezionati dalla terra piatta, del 2012 che vogliamoci tutti bene, le frequenze, il salto quantico, il quinto piano, canizzazione, a Madonna di Mezzogiorno, insomma tutto quel faldone da New Age, il Reiki di qua, ti mando l'Arcangelo, il Michelangelo, insomma quello che fa la benzina gratis. Insomma, signori, questo pacco che ci hanno rifilato dal 2010 più o meno, quando era uscito questo salto vibrazionale, no? Si sta concludendo con i salti che la gente fa quando gli arriva la bolletta della corrente. Praticamente io conosco gente che non dico che incominciano a usufruire delle cardiospirine, questo Marietto non lo dice, ma diciamo che quando i parenti più giovani sanno che al padre o alla madre sta arrivando la bolletta non del gas ma della corrente, no? Si premurano a cercare qualche correttivo per fare in modo che il genitore o il coniuge abbia la fattura in modo elegante, in modo che purtroppo dopo, capite, ci sono già state 2 o 3 siringate di troppo per via del Covid. Adesso arriva questa situazione, il salto quantico non ha funzionato, la canalizzazione non ha funzionato, il vogliamoci tutto bene non ha funzionato. Insomma, le persone stanno perdendo un pochettino la tramontana. In più, quello che il Marietto ha sempre detto, e cioè che i russi ci avrebbero attaccato, si sta materializzando. Quindi alcune persone incominciano, non dico a scendere dal pero, perché alcune, o cadere dal pero, però diciamo che alcune persone incominciano leggermente a fare retromarcia. E quindi hanno perso qualcosa come 10 anni, e quindi recuperare 10 anni, non dico di cazzate, perché il Marietto Veneziano queste cose qui non le dice, però diciamo, recuperare 10 anni buttate giù nel gabinetto non è facile e non esistono bacchette magiche perché si è caricati di energia estremamente fallace. Quindi nel subconscio ci sono queste ancore che hanno praticamente deformato, incrinato, cristallizzato il modo di pensare le persone e quindi oltre ad avere praticamente questo peso, cioè un governo che sta distruggendo tutto quello che poteva essere distrutto, le persone dentro hanno uno scheletro mentale debolissimo. Quindi mettiamo che dal 2012 non ha funzionato questo salto quantico, canalizzazione, vogliamoci tutti bene, paroline magiche, no? Mettiamo questo. Mettiamo che si sta avverando quello che ha sempre detto Maretto dal 2010, e cioè che siamo nella cioccolata fondente. Salti miracoli non ce ne sono. Chi ha seguito il Marietto dal 2010 e si è costruito un abito mentale forte, ha attivato e ha comprato i sigilli salomonici, i sigilli di Mosè, insomma, il ciondolo, si è costruito sicuramente qualcosa di importante. Per gli altri devono smaterializzare, sgretolare, distruggere quei 10 anni di cioccolato che si sono messi dentro. Se ne stanno rendendo conto chi è sopravvissuto alle 3 siringate, ma attenzione, come sempre detto io, karmica la cosa, ci sarà gente che farà anche 10 siringate e non gli succederà niente, ci sarà gente che ne farà 3 e avrà delle patologie che ancora non si conoscono. Per il momento il vostro Marietto, un anno fa più o meno, prometteva 14 milioni di nuovi disoccupati, di nuove persone che avrebbero perso il lavoro e la profezia o la diceria del Marietto si incomincia a materializzare. Il problema è che questi 14 milioni di persone hanno una situazione estremamente grave perché dentro, che ci crediate o no, hanno costruito una difesa mentale debole. Cosa consiglia il vostro Marietto? Per quelli che ancora hanno un briciolo di forza, attivate in modo gratuito questo circuito. Questo per fare in modo che nella casa dove abitate, se non l'avete già fatto negli anni passati, vengono tolte le energie negative.
Mi raccomando, è gratuito, andate sul sito del capitano. Nell'eventualità potete chiedere un consulto al decano Maretto Veneziano per poter correre ai ripari. Fatto questo, cosa fate? Attivate questo circuito per avere le conoscenze, la sapienza e l'intraprendenza, che è un circuito che dà le energie mercuriali per potersi muovere. Per tutti gli altri che persistono nel loro meccanismo mentale di aspettare il salto quantico, il quinto piano, le canizzazioni, il nonno che dice come giocare i numeri dell'otto, la parolina per cercare il parcheggio, l'autosilo, insomma, per tutti quelli che credono ancora a Pippo Pluto, il vostro Marietto vi consiglia, non dico che è, perché Marietto queste cose non le dice, però vi consiglia di cambiare canale. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato, alla prossima.